Pace e buon anno. Allora, siamo qui in molti stamattina. Si fanno i ringraziamenti per l'anno che abbiamo trascorso. Io devo dire che ho imparato tantissimo dal 2022, in termini di combattimento, ma anche in termini di vittorie, anche se non sembra che il mio 2022 sia stato vittorioso, ma lo è stato. Il Signore lo sa. Allora vi lascio solo un verso, più di uno, da Isaia 12,1. In quel giorno dirai: io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, perché il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questa è la nostra vittoria. Oggi vogliamo proclamarla. Oggi non è un giorno diverso da ieri. Ieri era il 2022, oggi è il 2023, ma non è che cambino le cose. La sua parola è qualcosa che non cambia. Lui è l'Iddio della nostra salvezza. Non avremo paura di nulla. Avremo fiducia nel Signore. Questo veramente sia la nostra proclamazione di fede di oggi. Lodiamolo, cerchiamolo con tutto il nostro cuore. Per me
Grazie, Signore, perché Tu hai preparato un posto per ognuno di noi. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché Tu hai preparato un posto per ognuno di noi. Signore, grazie perché quando Tu sei sceso al cielo hai detto: vado a prepararvi un luogo e presto tornerò e vi accoglierò in quel luogo. Signore, grazie. Signore, grazie perché per Te non passano gli anni, non passano le ore. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Grazie per questo culto che possiamo celebrarti questa sera. Signore, grazie che questa sera sei tutto per noi. Alleluia. Quello che fa la differenza è la Tua presenza nella Chiesa, Signore, in mezzo al Tuo popolo. E noi Ti ringraziamo, siamo fiduciosi e certo e abbiamo aspettative che Tu questa sera, Signore, toccherai i nostri cuori. Vuoi Tu benedire quanti non sono qui questa sera? Signore, Tu conosci le motivazioni e, Signore, noi Ti chiediamo di benedirli, di fargli sentire la Tua presenza. Così come Ti chiediamo per coloro che sono nel letto, Signore, stendi la Tua mano di guarigione, risollevalo da quella condizione. Per quanti ci stanno seguendo online, Signore, benedicili, fa che possano veramente ricevere la stessa benedizione che noi riceviamo qui. Uniscili a noi, Signore, di pari consentimento, e allora la Tua benedizione scende. Grazie, Padre, per quello che Tu sei per noi. Grazie, fiduciosi in questo nuovo anno che Tu, Signore, ci hai messo davanti. Siamo certi che Tu, Signore, aprirai nuove porte, che Tu benedirai ancora l'opera delle Tue mani qui a Marostica, Signore. Grazie, Signore, perché sei Tu che hai iniziato un'opera e Tu la porterai a compimento. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia, gloria a Gesù. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Signore. Alleluia, grazie, Signore. Gesù. Santo sei, Signore. Signore, desideriamo una visitazione del Tuo Santo Spirito. Desideriamo, Signore, una fresca unzione sulle nostre vite, Signore. Una benedizione per il nuovo anno speciale, sovrannaturale sulla Chiesa, Signore. Signore, benedici in ogni luogo, in ogni posto, dovunque questa sera si sta lodando, benedicendo il Tuo nome. Signore, che la Tua Chiesa riceva una fresca unzione. Abbiamo bisogno di Te, Signore, più che mai, perché senza di Te noi non possiamo fare nulla, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Spandi il Tuo Spirito, Signore.
in ogni famiglia, in ogni coppia, in ogni ragazzo, in ogni giovane della Chiesa. Signore, espandi il tuo spirito, uniscici, Signore, di pari consentimento, affinché possiamo proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo a una nazione che non conosce ancora il tuo nome, Signore. Che quest'anno sia un anno di raccolta, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, alleluia. Grazie per quello che farai, per quello che vedremo, Signore. Grazie per come tu ci hai aperto le porte, Signore. Grazie perché ci hai dato l'opportunità di evangelizzare, di poter parlare di te a quanti non ti conoscono. Signore, noi abbiamo seminato, ma tu farai crescere. Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, gloria a te, Signore. Grazie, Spirito Santo. L'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente, è evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente qui. L'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente, è evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amor mi avvolge. L'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente, è evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amor mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amor mi avvolge. Che il tuo potere discenda, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo. Che il tuo potere discenda, venga il tuo regno, sia fatta la
riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amor mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amor mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amor mi avvolge. Oh, alleluia. Il Signore ha messo nel mio cuore quello che ieri sera un po' accennato anche ai fratelli che erano qui, che siamo stati insieme, che abbiamo festeggiato, abbiamo aspettato l'anno insieme, e quindi ho voluto condividere quello che il Signore sta mettendo nel mio cuore in questo periodo. Andiamo a Giona, capitolo 1. Leggeremo soltanto i primi 3 versi. La storia di Giona la conosciamo tutti quanti, e se non la conosci ti consiglio di andarla a leggere quando vai a casa, apra la Bibbia. Giona è bellissimo, è un libro straordinario, come tutti i libri della Bibbia sono straordinari. Ma il titolo del messaggio che io ho messo, avevi messo il titolo, Deborah, prima? Eccolo qui. Non puoi sfuggire da Dio. Siete d'accordo? Non puoi sfuggire da Dio. Allora, in questo messaggio parlerò di alcuni aspetti del fuggitivo, coloro che fuggono. Avete preso tutti Giona, capitolo 1, dall'1 al 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amitai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagò il prezzo del suo viaggio. Si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. E in questi 2 versi noi leggiamo per ben 2 volte lontano dalla presenza del Signore. Fuggire dalla presenza del Signore. E quante volte noi vogliamo fuggire, o meglio, anche quando in qualche modo non glielo diciamo direttamente, ma stiamo scappando da ciò che Dio ci sta dicendo di fare. Mi state seguendo? Qui dice la parola di Dio, la parola del Signore fu rivolta a Giona. Quando Dio ti parla, quando Dio parla ad ognuno di noi, dobbiamo fare molta attenzione. La parola del Signore un tempo era rara, ci dice nel libro di Samuele, ma il Signore parlava con il piccolo Samuele. Non parlava più con il sacerdote Eli, perché era diventato il sacerdote della sedia, ma parlava con il piccolo Samuele. Samuele, Samuele. Il Signore parla ancora oggi, siete d'accordo? E sa parlare al suo popolo, e sa parlare ad ognuno di noi. E quanto è importante ascoltare la voce del Signore. Più volte sento dire, specialmente l'anno scorso, il Signore mi ha detto, il Signore ha detto,
il Signore ha detto di fare questo, il Signore ha detto di fare quest'altro. Quanti sanno che c'è qualcun altro che si fa chiamare Signore? E in realtà dobbiamo fare molta attenzione a quale Signore ascoltiamo. Voi sapete che Lui è subdolo, no? Entra dentro e si presenta. E si presenta anche in maniera molto... Perché guardate che il nemico, quando si presenta, non usa le sue parole. Lui usa la parola di Dio. Quando Lui ha attaccato Gesù nella tentazione, ha usato la scrittura. Perché il diavolo la scrittura la conosce. Sta scritto. Sta scritto. E se noi non facciamo attenzione, qualcuno che ti dice guarda che è scritto così e tu non hai dei fondamenti, hai una solida conoscenza biblica, preparazione volevo dire, preparazione biblica, tu sei come una canna sballottata al vento. È facile raggirarti. E io per queste pecore sono quelle che soffro di più. Perché ecco perché è pericoloso quando qualcuno avvicina una pecora, specialmente, guardate, sempre quelle nuove, quelle che stanno iniziando a crescere la vita spirituale, subito si avvicina a qualcuno e inizia a mettere qualcosa e ti vuol far vedere attraverso la scrittura che le cose non stanno così, che sai le cose vanno viste in questo modo, in quel modo. Io questa sera, sono abituato a dire questa mattina, devo fare forza a dire questa sera voglio farti notare qualcosa di molto importante, che è qualcosa che noi dobbiamo trattenere nella nostra vita fino all'ultimo istante della nostra vita. Io all'inizio ho detto che il Signore è misericordioso, il Signore è buono, Dio è amore. Dio è amore. E noi questo non lo possiamo comprendere, perché noi non conosciamo l'amore. Perché noi amiamo coloro che ci amano. Se qualcuno non la vede come la vediamo noi, o se è contrario, o se è così, subito prendiamo le distanze. Guarda, tu per la tua strada, io per la mia, e gli diciamo anche Dio ti benedica. Dio è amore. Dove lo vediamo che Dio è amore? Noi vediamo che Dio è amore perché Lui ci ha amati quando noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Cristo Gesù è morto per noi, dice la parola di Dio. Io non morirei mai per qualcuno che è un criminale. Ma Cristo è morto per un criminale. Cristo è morto per ogni peccatore che si ravvede. Ha dato un'opportunità. Noi non andiamo all'inferno, la creatura non va all'inferno per i peccati commessi, va all'inferno perché non crede nel sacrificio di Cristo. Questo è il risultato. È come se c'è una fontana d'acqua, ma io muoio di sete, ma c'è una fontana. Gesù ha detto chi crede in me ha vita eterna. E lo continua a ripetere anche oggi. Chi crede in me ha vita eterna. Abbiamo letto qui che la parola del Signore fu rivolta a Giona, ma Giona per il suo modo di pensare, per l'esperienza che lui aveva, per quello che gli era successo, doveva andare in una città dove erano stati i suoi nemici anche dei suoi parenti, antenati, e quindi io non andrò mai lì. Ma Dio ama il peccatore. È questo che noi dobbiamo avere una piena certezza nel nostro cuore, perché la Chiesa è stata costituita per i peccatori. Perché si ravvedono. Gesù prima di scendere dal cielo ha dato un mandato. Qual è il mandato? Andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questo è il mandato della Chiesa. Questo è il mandato della Chiesa. Che poi la Chiesa si perde in tante altre cose, si perdono in battaglie dottrinali, cioè è qualcosa di incredibile. E perdiamo l'obiettivo che Dio ci ha dato. Quello di uscire e proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo. Agar scappò via. Agar scappò via dalla sua padrone, Sara. Scappò via. Mosè scappò via dalla casa del faraò. Era diventato come era il figlio della figlia del faraò.
scappò via da quella casa. Giacobbe scappava via da suo fratello, e non soltanto da suo fratello, ma scappò anche da suo suocero, il furbo. Elia scappò via nel deserto perché Jezabel lo stava seguendo. Vi sto facendo dei nomi per farvi capire l'uomo come è fatto. E stiamo parlando di uomini di Dio. Stiamo parlando, tranne ovviamente Agar, Mosè, Giacobbe, Elia. Sono stati grandi uomini di Dio. Il figliuolo prodigo scappa via dalla casa di suo padre. Ora, qui abbiamo letto, ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Poi si imbarcò per andare allora a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Voglio aprire una parentesi, soltanto pagò il prezzo per imbarcarsi. C'è sempre un prezzo quando vai via dalla presenza del Signore, da pagare. Sempre. Ricordatelo. C'è un prezzo che paghi quando ti allontani dalla volontà di Dio. Allora, qui abbiamo letto fuggire dalla presenza del Signore. Ora la mia domanda è, ma si può fuggire dalla presenza del Signore? Se Dio è onnisciente, onnisapiente, onnipresente, è dappertutto, in qualunque luogo, in qualunque posto, si può andare via dalla presenza del Signore? No, gli occhi del Signore scrutano la terra. E Davide stesso dice nel Salmo 139, versetto 7, ma dove me ne fuggirò lungi dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu sei lì, se vado nel soggiorno dei morti, anche lì la tua mano mi viene a prendere. Non c'è posto, non c'è luogo dove la presenza di Dio non può essere. Dove vuoi fuggire? È un'illusione. Fuggire dalla presenza di Dio. Ci illudiamo che stiamo fuggendo dalla presenza di Dio. In Proverbi capitolo 5, versetto 21 dice: le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva i suoi sentieri. Wow! Sta dicendo che la tua vita, la mia vita, i miei passi sono osservati dal Signore. Hai mai pensato questo? Hai mai pensato che Dio non ti guarda solo quando sei in chiesa? Ma Dio ti guarda quando sei al lavoro, quando sei a casa, quando sei nel supermercato, quando stai facendo la spesa. Lui ti guarda. Io mi sono abituato, dovunque vado, e prendo il resto, do qualcosa, alla fine dico: Dio ti benedica. Dio ti benedica. Wow, qualcuno mi dice: grazie, ne avevo proprio bisogno. Grazie. Restano. E in America è un saluto normale, in America God bless you, dicono, no? Quando finiscono di... È normale. Fratelli, prendiamo questa buona iniziativa. Dio la benedica, grazie. Dio la benedica. Benediciamo, il Signore ci ha detto di benedire. Quando entrate in una casa, dite: pace a questa casa. L'abbiamo parlato la settimana scorsa. Tu non puoi nasconderti da Dio. Ascolta quello che voglio dirti, com'è importante. Non puoi nasconderti dal... Gedeone stava battendo il grano, dice la parola di Dio, e si nascondeva dai Madianiti, ma non si nascondeva da Dio, perché Dio poi lo andò incontro e gli parlò: Gedeone. E lui rispose. E quello che lui disse al Signore: Signore, ma perché ci accadono queste cose? Eppure i nostri padri ci hanno raccontato. Gedeone aveva bisogno di fare la sua esperienza. Così ognuno di noi ha bisogno di fare la propria esperienza con il Signore. Fai attenzione quando Dio ti parla. Fai molta attenzione. Custodiscilo nel tuo cuore e continua a dire: Signore, fammi comprendere se non hai capito, se non ti ancora, non l'hai ancora compreso, perché il Signore te lo farà comprendere. Il Signore è l'unico che non fa gli enigma. Sapete, la A, la C, il trattino, il disegnetto, e tu ci devi arrivare piano piano. No. Dio ti dice ogni cosa.
Il nostro Dio, quando dovette parlare perché si trovava a casa Pietro, dovette andare a casa di Pietro, il Signore gli disse ogni cosa, dov'era, dove si trovava, qual era il numero di casa, l'abitazione, e lo stesso fece anche per Paolo. Vi ricordate? La stessa cosa fece anche per Paolo. Quando Dio ci parla, Dio non ci lascia, ma cosa ha voluto dire? No, Dio quando parla ad ognuno di noi è comprensibile, ci fa capire le cose, ce le fa comprendere molto bene. Gesù, quando parlava con il popolo e anche con i suoi, quando i suoi non comprendevano, lui glieli spiegava in maniera semplice perché potessero comprendere. Non ha mai usato paroloni perché potessero comprendere. Non puoi sfuggire alla chiamata di Dio. Se Dio ti sta chiamando a fare qualcosa, tu non puoi sfuggire alla chiamata di Dio, perché ricordati che il Signore continuerà a bussare alla tua porta, continuerà a parlare al tuo cuore, continuerà a dire io voglio servirmi di te, io voglio che tu possa servirmi. Non dire come farò, non dire in che modo farò, perché qualcuno glielo disse al Signore e Dio si arrabbiò. Vi ricordate chi fu? Mosè. Tu andrai perché io sarò con te, non io, mio fratello Aronne, no, tu andrai perché io sarò con te e tu andrai dal Faraone. Si dice, la storia dice, o alcuni dicono che Mosè era balbuziente, non lo so se era balbuziente o no, ma anche i balbuzienti si fanno anche capire. Altro che. Poi se cantano è meglio ancora. E quando un balbuziente canta non senti che è balbuziente. Tutto questo che io vi sto dicendo, tutti questi personaggi, tutte queste scappate, tutte questi nascondini, queste fughe, sono tutte quante accumulate da una sola cosa. Sapete cosa vedo io? Vedo l'amore di Dio. Tu non puoi fuggire dall'amore di Dio. Non puoi scappare dall'amore di Dio, perché Dio ti perseguiterà fino all'ultimo istante della tua vita. Agar scappò via, Abramo non gli andò incontro, Sara non gli andò incontro, ma Dio gli andò incontro. Agar, cosa fai qui? Torna dalla tua padrona. Agar, da te nascerà, vi ricordate, un figlio? Perché Dio ascolta, Dio è attento. Se non è attento il pastore della chiesa, che dovrebbe essere attento, il consiglio degli anziani, dite quello che volete, ma io posso assicurarti che Dio non ti lascia e non ti abbandona mai. Dio viene sempre in soccorso e ti ascolta. Dovunque tu sei, in qualunque posto tu ti trovi, Dio è lì. Dove me ne fuggirò lungi dal tuo cospetto? Dio è lì. Dio è lì. Ve la ricordate quella testimonianza che vi ho portato chissà quante volte, di quei due miei amici cresciuti nella fede, nella scuola domenicale, che poi si erano dati alla droga, vi ricordate? A Napoli, erano sotto un sottoscalo, un pub, che tutti e due fratelli che suonavano in chiesa, suonavano il violino, nell'orchestra della chiesa. Avevamo una cosa bellissima in chiesa a Napoli noi, che c'era 2 maestri pagati dalla chiesa, e che i bambini imparavano a suonare uno strumento. E noi andavamo lì per imparare a suonare uno strumento. Quando l'avevi imparato a suonare e ti eri battezzato, e allora potevi pian piano entrare nell'orchestra che era di 40 elementi. Si alternavano, entravi. Quindi per noi era una gioia, ti davano lo strumento, lo portavi a casa. Quindi questi 2 ragazzi, insieme con me anche, purtroppo, e dagli oggi e dagli domani la cattiva compagnia, hanno iniziato ad andare nella droga. E sua mamma, mi ricordo che quando andai giù,
mi dissero: fratello Gianni, che bello sapere che tu stai servendo il Signore, che il Signore ti ha dato un ministero. Sai, i miei figli, purtroppo, tutti e due, sono andati a finire nella droga e chissà un giorno o l'altro che mi arriverà una telefonata che purtroppo sono morti. E passarono un po' di mesi, facemmo un oggetto di preghiera, passarono un po' di mesi, non ricordo quando, ma mi telefonò lei e mi disse: fratello Gianni, e piangeva. Io pensai che arrivò la telefonata, quello che lei si aspettava, che i ragazzi erano morti. Invece tu non sai che cosa è successo, cosa è avvenuto. Dio è grande. Ma sorella, cosa succede? E mi dissero: è successo che loro erano in un pub dove ci sono tutti drogati, non so quanti scalini che scendevi sottoterra, perché Napoli è tutta una sottoterra, proprio è vuota, e lì fanno anche dei pub, fanno delle cose. Quindi lì, proprio lì, a un certo punto, loro due si guardano ed erano lì che avevano bisogno, erano in astinenza, quindi stavano malissimo, e l'uno guarda l'altro e dice: guarda che fine che abbiamo fatto. Ma ti ricordi quando andavamo in chiesa? Ti ricordi quando cantavamo quell'inno? Ti ricordi quell'inno? Ed è proprio quello che mi ha portato a me al Signore: così qual sono misero e ingrato, vengo a quel sangue da te versato, sotto di esso, mio Signore, lava il mio cuore, pietà di me. E lui, mentre recitava queste parole, lo Spirito Santo scese lì, in quel posto, in quel luogo, a 35-40 scalini sottoterra, e li riempì di Spirito Santo, e iniziarono a parlare in lingue e lodare il Signore. E gli altri che erano lì disse: ma che droga hanno preso questi? Dove me ne fuggirò lungi dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu ci sei. Dio è Dio, fratelli miei. Dio è un Dio d'amore, è misericordioso. Noi non possiamo neanche citare questa parola, perdonatemi. È lontano da noi, chilometri di distanza. Noi come Chiesa non neanche immaginiamo, perché valutiamo, perché comunque classifichiamo i fratelli e diciamo e facciamo. Dio non classifica, Dio ama. E come Chiesa dovremmo avere il cuore di Gesù. Siate miei discepoli. Il Signore non ci ha detto di fare membri di chiesa, non importa quanti membri sono nella chiesa, non dobbiamo guardare questo, noi dobbiamo guardare i discepoli di Gesù Cristo. Un pastore disse: non dirmi quanti membri ho, dimmi quanti discepoli ci sono in chiesa. Sono i discepoli che fanno la differenza. Un giorno il Signore, sapete cosa ci dirà ad ognuno di noi? Non dirà: sei stato un bravo predicatore, non dirà: sei stato un bravo pastore. Il Signore un giorno dirà: vieni avanti, fedele servitore, fedeli. Quello che Dio ci chiama a fare è essere fedeli, fedeli alla chiamata di Dio. E noi ci lasciamo condizionare, e questo ci porta fuori dalla presenza di Dio. È la fedeltà. Sii fedele fino alla fine e tu riceverai la corona della vita. A volte guardiamo più al compito: ma se il pastore mi toglie il compito, sii fedele al Signore. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 afferma: Dio è amore. È affermativo. Dio è amore. E noi non immaginiamo, noi neanche possiamo sapere. Quando Mosè gli disse: Signore, mostrami la tua gloria, vi ricordate quale fu? Vieni su, vieni. E si nascose in quella roccia e passò davanti a lui. E che cosa disse? Io sono un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di grande benignità. Questo è l'amore di Dio, questa è la gloria di Dio. E viene predicato poco. L'amore di Dio, insegnamenti su insegnamenti dottrinali, quello che devi fare, quello che non devi fare, quello che devi indottrinare. Predichiamo l'amore di Dio, perché Dio è l'unico che può cambiare il cuore dell'uomo. Apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Romani, stiamo parlando di un uomo che ha perseguitato la Chiesa. Stiamo parlando di un uomo che ha messo a morte, ha firmato la morte di Stefano, il primo martire. Stiamo parlando di un uomo che era fedele nella sua legge.
nella legge di Dio. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'Apostolo Paolo sta affermando, cioè io ero lontano, non neanche immaginavo, sapevo. Quando eravamo peccatori, Cristo è morto per me. Quanto più adesso, Cristo mi ama. Se non ti ricordi niente del messaggio di questa sera, quando esci da qui ricordati una sola cosa: tu non puoi sfuggire all'amore di Dio. Ricordatelo. Non puoi sfuggire perché Dio ti ama. E ti ama a tal punto, e mi ama a tal punto che mi ha donato suo figlio per me. Quindi non ascoltare le voci del nemico, gli attacchi del nemico, perché fratelli miei, ognuno di noi qui è tentato a cadere. E il nemico vuole che tu resti lì, a terra, fermo. Ma il Signore invece ti stende la sua mano, sempre. Giacobbe, un imbroglione del genere. Giacobbe. E che cosa dice la parola di Dio? Giacobbe lottò con Dio. E quella notte Giacobbe fece una preghiera. Non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto. Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Pochi anni prima lo disse a suo padre qual è il suo nome. Esaù. Ma a Dio non possiamo dire Esaù. A Dio dobbiamo dire chi siamo. Giacobbe. E il tuo nome non è più Giacobbe. Perché è questo quello che fa Dio nella nostra vita. Non vuole altro che noi confessiamo a Lui chi siamo. Che bello. Che bello. Che meraviglia il nostro Dio. Elia sfida i profeti 400. Prendeva anche in giro, vi ricordate i profeti di Baal? Forse il vostro Dio sta dormendo, gettate pure acqua sopra il vostro Dio. Poi una donna, dice ti farò passare quello che tu hai fatto passare. E lui scappa via. Questo è l'uomo. Un attimo, questo è l'uomo. Ma Dio cosa fa? Dio non lo lascia in quella condizione. Dio provvede per lui il cibo, provvede l'acqua e poi gli dice: Elia, alzati perché c'è ancora tanta strada da fare. Amen. Dio non ti lascia, malgrado le tue fallimenti, malgrado i tuoi fallimenti, o meglio voglio dire, malgrado i nostri fallimenti, perché quando predico a voi sto predicando anche a me, malgrado i nostri fallimenti, Dio non ci lascia soli. Dio ci dà sempre una nuova opportunità. E non ci parla una sola volta, dice la parola di Dio, ma ci parla 2, ce ne parla 3, fin quando poi ascoltiamo realmente. Sapete, il peccato che non si può perdonare, lo dice la parola di Dio. Vi ricordate come si chiama? Come si chiama? Peccare contro lo Spirito Santo. Che cosa significa? Qualcuno pensava che la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè io bestemmio lo Spirito Santo. No, non è quello. Non è quello. Se no i veneti sarebbero tutti morti. E non solo i veneti. Perché comunque bestemmiano. Lo fanno anche per intercalare molti, penso la maggior parte, perché non se ne accorgono. Ma qual è la bestemmia? La bestemmia è rinnegare l'opera dello Spirito Santo. E rinnegare specialmente in modo particolare non soltanto quelli che hanno il messaggio e lo rifiutano, e quindi lo rifiutano, ma quelli che hanno conosciuto una volta il Signore e poi lo rinnegano e dicono: mi hanno fatto un lavaggio del cervello. E quando lo Spirito Santo non può più lavorare nella tua vita, non c'è più nulla da fare, perché è lo Spirito Santo che ti compunge di peccato, perché è lo Spirito Santo che ti porta al Padre. E lo Spirito Santo, te lo posso assicurare, perché lo ha fatto con me e lo continua a fare con me, e io dico: Signore, continuo a farlo fino all'ultimo istante della mia vita, continuo a parlare al mio cuore quando io sono in errore. E ti dice: Gianni, mettiti a posto.
mettiti a posto. Avete visto quanto è stato ieri o l'altro ieri che è morto Ratzinger? Ieri mattina. Ha lasciato il testamento. Ha lasciato un testamento. Sapete che in questo testamento non parla mai di Maria. In questo testamento lui dice che bisogna guardare a Gesù, che è l'unica via, l'unica verità. Ha detto non vi fate coinvolgere anche dalla scienza, perché la scienza porta anche confusione per i credenti. Tenete gli occhi su Gesù. Io sono rimasto e non vedo l'ora che esce il libro, perché me lo devo andare a comprare, perché io voglio vedere cosa succede. Che cosa è successo? Almeno ha dato un testamento vero. Abbiate gli occhi su Gesù. Lui è la via, è l'unica via, ha detto. Gloria a Dio. Il Signore ci invita. E questo è meraviglioso. Sapete perché? Perché il sottoscritto, parlo di me. Quando tu mi offendi, parlo di una persona mi offende, una persona anzi mi ha detto anche delle cose cattive. Dentro di me c'è una reazione. La vostra è uguale alla mia o no? Gloria a Dio, non sono solo. C'è una reazione. Quindi se io reputo quella persona che sta peccato ha fatto una cosa, dico Signore, ma com'è possibile? Però io non li inviterei mai da me. Non ho la forza di dire vieni a casa, vieni e discutiamo insieme. Perché a volte dico, com'è possibile che si arrivi ad una cosa del genere? Vi sto facendo un esempio, Sapete Dio cosa dice? Che bello. Vi sto parlando del mio Dio, un Dio d'amore. Dice così, Isaia 1,18. Leggiamolo insieme. Wow! Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Venite e discutiamo insieme. L'Iddio del cielo e della terra mi dice a me, peccatore, vieni e discuti con me. Vieni a parlare con me. Io sono pronto. Ora io vi domando, non è un Dio d'amore? Venite, è un invito, discutiamo insieme, venite. Sapete che il Signore è l'unico ufficio che è sempre aperto, 24 ore su 24. Lui non ha primo dell'anno, non ha Natale, non ha Pasqua, Epifania, varie, no. Lui non fa il ponte, non fa le ferie, no. Gli occhi dell'Eterno sono sui suoi. Wow! Gli occhi dell'Eterno sono su di noi. Se noi avessimo la piena consapevolezza e certezza che il Signore mi sta guardando, non pensate che vivessimo in maniera differente? Siete d'accordo o no? Perché prima di fare una cosa, diciamo, il Signore mi sta guardando, ha gli occhi su di me. Ma non solo, il Signore è dentro di me, perché vive in me. Perciò certe espressioni, certe parole non sono coerenti, perché un figlio di Dio ama. Un figlio di Dio è colui che non potrebbe mai parlare male dei fratelli, delle sorelle, ma neanche delle persone che evita certe cose, non entra in discussione, non fa le discussioni. Ed è per questo che lo scrittore agli Ebrei ci dice
capitolo 4, versetto 16. Guardate che bello. 4:16, Ebrei 4:16. Gloria a Dio. Aspettate che sfoglio io qua la Bibbia. Alleluia! Cosa dice? Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quanti sanno che c'è un trono della grazia? Wow! Quanti sanno che in cielo c'è un trono della grazia? Sapete nell'Antico Testamento Dio cosa fece? Fece le città, 6 città le città di rifugio. Coloro che erano perseguitati, che li volevano uccidere, che avevano commesso qualcosa, dovevano andare in queste città. E lì si rinchiudeva e nessuno li poteva toccare in quella città. Noi abbiamo un trono della grazia. Wow! Non è meraviglioso? Accostiamoci al trono della grazia. E perché ci possiamo accostare? Perché noi abbiamo avuto un sommo sacerdote, abbiamo un sommo sacerdote che non è paragonabile a nessun sommo sacerdote che c'è stato sulla faccia della terra. Gesù Cristo il Signore. Perché è Lui che ci ha lavati, è Lui che ci ha purificati. È Lui che quando noi andiamo al Padre, Lui dice: papà, io ho pagato per Lui. Ho pagato per Lui. Giustificate dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Accostiamoci al trono della grazia con piena fiducia. C'è un trono di grazia. E allora che cosa voglio dirvi questa sera? 3 cose. Noi possiamo fuggire perché abbiamo commesso qualcosa e scappiamo. Possiamo fuggire perché abbiamo sentito una chiamata da parte di Dio ma non la vogliamo fare e ce ne scappiamo. Possiamo fuggire da Dio perché pensiamo che Dio è un Dio di vendetta. Il nostro Dio non è un Dio di vendetta. Un giorno verrà e farà vendetta, ma Lui oggi è un Dio di giustizia, è un Dio di pace, è un Dio d'amore, è un Dio che rialza coloro che sono caduti. Quel Dio è quel papà del figlio il prodigo, è quello che ci aspetta, è quello che ha le braccia aperte, che ti aspetta ogni mattina, 24 ore su 24, è lì che aspetta il figlio che sta tornando. E allora io non so quale sia la tua situazione, ma se Dio mi ha dato questo messaggio nel mio cuore da condividere al primo dell'anno, e magari quelli che stanno ascoltando, forse tu stai scappando da qualcosa, stai scappando da qualcuno, come Giacobbe scappava da suo fratello, scappava da suo suocero, perché sapeva che l'aveva fatta grossa. Solo quando tu ti incontrerai con Dio, e lo puoi fare questa sera, lo puoi fare adesso, di affidare la tua vita nelle mani del Signore. Da chi stai fuggendo, il Signore si prenderà cura Lui. Così come è successo. Uno dei più grossi camorristi di Napoli, una persona che si convertì perché una sorella anziana, molto anziana, nei quartieri spagnoli, che è una zona terribile, stava piovendo a dirotto. Quest'uomo era lì con l'arma dietro alla schiena, si nascose dentro al palazzo perché doveva sparare uno dei suoi nemici che teneva tutta la zona e lui voleva farlo fuori. E questa sorella, con l'ombrello, si avvicinò a lui, chiuse l'ombrello e disse: giovanotto, ma perché
vi bagnate così, perché lui stava sotto, venite dentro, non vi bagnate, state qui. E poi si avvicinò e gli disse, sapete che Gesù vi ama. Gesù ha dato la sua vita per voi. E lui non vuole che voi vi bagnate e prendete una bronchite. E lo asciugava. Quest'uomo fu toccato profondamente. Perché quest'uomo poi nella sua testimonianza che io ho conosciuto, lui disse, io non ho mai avuto una carezza da mia madre. Uno dei più grossi criminali. Diede il suo cuore al Signore. Prese quell'arma, si costituì, è stato in prigione. E attraverso quella prigione si sono convertiti più di 80 persone all'interno del carcere. Come possiamo raccontare l'amore di Dio? In che modo? No, quell'uomo lì merita la morte. Sì, ha fatto morte e merita la morte. Dio è morto. Quando anche i vostri peccati fossero rosso come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve. Questo è il mio Dio, questo è il nostro Dio e questo è quello che dobbiamo predicare a un mondo che è perduto. Dobbiamo predicare Cristo. Non importa quello che hai fatto nella tua vita, non ha importanza quello che eri, è importante quello che sei oggi e quello che Dio può fare in te nella tua vita. Egli trasforma e cambia. Anzi, dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Amen. Gloria a Dio. E io lo so perché sono nato in una città dove il peccato abbonda. E dove siamo saliti ad evangelizzare, nei posti dove faceva paura salire, abbiamo preso anche pomodori in faccia, abbiamo preso patate, ce li buttavano da sopra in faccia, ma quelle stesse persone si sono poi convertite al Signore. Fratelli, sapete come possiamo vincere noi? Con l'amore. L'amore ha vinto il mondo. Giovani, siate forti, perché l'amore ha vinto il mondo. Amen. Quindi il messaggio di questa sera è: non ti preoccupare, perché il Signore non ti ha lasciato, non ti ha abbandonato. Il Signore ti viene sempre incontro. E se anche sei caduto, il Signore ti rialza, perché Lui ti ama. E la parola di Dio dice: io ti amo di un amore eterno. Fino all'ultimo istante della tua vita. Ricordo una preghiera che fecero i fratelli anziani della mia comunità. Tanti anni fa andarono da un fratello che era molto impegnato in chiesa, ma poi si lasciò condizionare da tante situazioni e si allontanò dalla fede. E proprio sul capezzale della morte, proprio lì sul letto, i fratelli andarono a pregare e mio padre mi disse che lui disse: Giuseppe, ma il Signore può perdonarmi quello che io ho fatto? Può perdonarmi? E papà gli disse: il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato. Non dice ci ha purificato, ma ci purifica al presente da ogni macchia di peccato. E lui disse: pregate per me, perché io voglio andarmene con il Signore. Chiedo perdono ai fratelli e tutto. E papà disse che quando lui chiuse gli occhi aveva un volto raggiante e loro lodarono il Signore e si dicevano l'un l'altro: siamo arrivati giusto in tempo. Gloria a Dio per quei fratelli che non mollano. Gloria a Dio per quei fratelli che non ti mollano, che continuano a bussare alla tua porta, perché lo Spirito Santo, io sono certo che lo farà sempre, fino all'ultimo istante. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Che profondo è il tuo amore, capir mai non potrò,
alto è per me, quando immenso è. Che profondo è il tuo amore, Dio del cielo, più profondo del mare, il tuo grande amore, alto è, immenso è, profondo è. Vedo l'immensità, che potente è il tuo amore, solo posso io dire, misero son davanti a te. Che profondo è il tuo amore, Dio del cielo, più profondo del mare, il tuo grande amore, alto è, immenso è, profondo è, solo il tuo amore. Ero un vil peccatore, tu umiliassi per me, l'hai fatto per amore, solo tu, Signore. Che profondo è il tuo amore, Dio del cielo, più profondo del mare, il tuo grande amore, alto è, immenso è, profondo è, solo il tuo amore. Alleluia, gloria a Gesù. Fratelli, sorelle, se c'è qualcuno che può concludere in preghiera questo incontro, anche più di qualcuno, che si senta libero di presentare la preghiera al Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Spirito Santo. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù per lodarti e benedire. Il tuo grande amore ci ha coperti e ci ha portati, Signore, davanti al tuo figlio Gesù. Alleluia. Perché in lui c'è l'amore. Alleluia. L'amore vivente, l'amore Amen. mostrato a noi, Signore, come esempio da seguire e da obbedire. Metti più amore nei nostri cuori gli uni per gli altri e facci innamorare sempre più del tuo figlio Gesù Cristo. Perché solo amando Lui possiamo amare i fratelli, Signore. Perché in ogni fratello c'è Gesù. Alleluia. Perché da come ci ameremo riconosceranno che siamo suoi discepoli. Grazie, Signore. E noi ti ringraziamo, Signore, dell'amore che metti nei nostri cuori, Signore. Perché noi non sappiamo amare, Signore, se il tuo Spirito non ci inonda dell'amore del Padre. Alleluia. Grazie, Padre, in Cristo Gesù che benedetto. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Signore per la fede che ci hai donato. Grazie che ci hai giustificato per fede, Signore. Grazie che un giorno saremo con te in paradiso dove tu ci hai promesso. Grazie per
Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Glorioso è il nome di Gesù, prezioso è per mio cuore, sul tuo nome può, sol salva il peccator. Amo il tuo nome, o Salvatore, amo il tuo nome, o Salvatore, bene supremo per mio cuore, è il nome di Gesù. Amo il tuo nome, Signore, amo il tuo nome, Signore. Grazie per questa sera. Grazie, Signore, per la tua preziosa parola. Grazie per il tuo infinito amore. Grazie per la pazienza che hai con noi, Signore. Grazie per le tue compassioni. Signore, fa che realmente nel nostro mezzo regni il tuo amore, che possiamo realmente amarci l'un l'altro di un amore vero, perché d'altronde, Signore, tu lo hai detto: da questo vedranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni verso gli altri. Signore, vogliamo pregarti per quanto si stanno raffreddando. Ti preghiamo, Signore, che possano essere riempiti del tuo amore. Signore, riempili, fa che realmente possano essere riempiti, perché attraverso quello amore riusciranno ad amare anche me. Grazie, Signore, per la tua pazienza che hai con noi, Signore. Grazie, Signore. Sicuramente siamo certi che tu sarai con noi, che tu sei con noi. Benedici il nostro rientro a casa, benedici i fratelli che rimangono qui, che sono qui insieme per prendere cibo, Signore, nell'agape fraterna, che si possa ancora continuare a parlare del tuo amore, ma soprattutto a viverlo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica, fratelli.